Se vi interessa un dato importante, che è quello sul quale io inculco sempre il concetto nelle riunioni, oggi noi, cioè il bollettino di questa mattina, cioè le ultime 24 ore, noi abbiamo fatto media regionale 73,8 vaccini su 10.000 abitanti. Cosa vuol dire? Vuol dire che per far tutti i 10.000 abitanti, se andassi avanti con questa capacità vaccinale, ci metto 136 giorni. Ma non sono tutti 10.000, perché ho la fascia under 16 che devo togliere, e poi so che quelli a rischio sono gli over 65. Quindi la verità è che noi in un paio di mesi mettiamo in sicurezza i veneti che devono essere messi in sicurezza. Adesso noi siamo over 80 e poi in parallelo i fragili. Quindi anche il portale, vi avviso già, aprirà gli slot, perché il portale potrà aprire slot su target che decidiamo, sempre con l'ottica che non scrivi il nome, li aprirà solo per gli over 80 e i fragili. Noi abbiamo un'anagrafe su tutti i cittadini. Noi, avendo i codici di esenzione ticket e tutta l'anagrafe dei servizi che eroghiamo, sappiamo benissimo dove sono i fragili. C'è un disabile a casa, noi sappiamo che c'è perché ha un'esenzione ticket per disabilità, e quindi il nostro cervellone ce lo mette già in categoria. Quindi qualcosa sfuggirà, ma stiamo parlando di 0, faccio appello e ringrazio i ragazzi, ci hanno sommerso di telefonate. I ragazzi che vogliono fare volontariato, continuate a dare la disponibilità, chiamate la direzione generale dell'ULSS, o se nessuno risponde chiamate me direttamente in regione, perché per l'accettazione, per servizi di assistenza eccetera, tutti i ragazzi che vogliono fare qualcosa nei centri vaccinali sono ben accetti, e anche i medici in pensione.